No, I'm not a writer. Sti strunzi. Cazzo, mi ho svegliato di prima mattina con le campane così bene che dormivo. Porco cane. Vabbè, solo per consolarmi mi sono portato le briochine. Wow, sui lampi. Mi sta di un bene che non hai idea, c'è un fresco. Senti che roba. Figo, aspetta, do una mano anch'io. Ecco. Oh, sta piovendo bene, beh, adesso si è un po' calmata, non lo so. Non so se essere preoccupato per la grandine, io quasi quasi, guarda, fra 2 chilometri qualcosa c'è un distributore, io mi metto sotto per sicurezza. Perché rischiare? Tanto qua ho già visto, con la calma, accendi il bolide, scalda il bolide, scaldati. E che bello che ho già messo in funzione il mio carica PC USB, vedi? È collegato a questo 220, al pulsantino che ti ho fatto vedere si accende e si spegne, e là gli carichi le varie cose, no? Figata, che cazzo figata, guarda come viene giù l'acqua, ma che roba, figo. Andiamo dentro il torrente. Quanto non mi piace a me guidare con la pioggia, è troppo bello, è suggestivo, cazzo. Pare questi borghetti qua così, che ci passo giusto io, se arriva uno in bomba, ciao, me lo pincio. Bello. Io mi stavo montando il video lì di me, io e Remy in spiaggia, no? Che andavamo a fare il bagnetto. Però vabbè, dai, lo monto anche qua al distributore, anche bello grande, anche tabacchi, che a me serve il tabacco dopo, perfetto. Allora qua, che lusso, guarda che roba. Ah, ma ci sono già le macchine sotto, brutti sfigati. Madonna, guardate tutta sta paura qua. Va che figata di colori il dopo pioggia, va che roba. Ara anche fuori, ara, hai arato, bellissimo cazzo. E siamo solo noi, che bello. Tutte le strade libere. Adesso che non sappiamo cosa fare, in teoria andiamo a vedere se c'è qualche brico o qualcosa, non si sa mai, magari troviamo qualcosa che serve, non lo so. Adesso sì, mi tappo io nei centri commerciali, dopo continuo a montare il video da qualche parte. Che bello, mi piacciono a me sti borghettini qua così. Basiliano, Mereto di Tomba, San Marco. Fa la signora, scopa l'acqua. Signora, mi scopa la mano, no, lascia stare che tanto piove. No, impazzito, non ho fatto tempo a riprendere. Figata, è andato quasi sotto col muso con la macchina quello. E niente, bisogna girarci qua. Non so. C'è chi fa retro, chi va via, no, è tutto allagato. Non mi giro qua. Adesso mi studio un'altra strada. Ma che roba, è venuto giù un bel temporal house. È bella casetta. Mettiamoci qua. E tutti che si girano e rinunciano, giustamente. Hanno ragione, è proprio allagato, è andato sotto col muso proprio il tipo, Figata. Cane, hai visto? Col muso. Cos'è che avevo detto io del Google Maps? È che se, non so se trovo Paltano, se ci esco, da provare lo stesso, dai. Sempre a campi noi, vero Amy? Allora, quel camper tutto storto. Oh. Lì ci passiamo. Forse sì, forse no. Pensa a farla tutta in retro dopo, se non si può andare avanti. Cazzo figata. Ho paura di sì, bisogna farla tutta in retro dopo. Cane! Ecco cane, guarda dove ti porta il tuo padrone qua ogni volta. È un caso disperato il tuo padrone. Porco cane. Ha fatto più posti da non
so, da bicicletta col camper che viceversa. Sempre più stretta, dai, sempre più stretta. Almeno ci sono sassetti, dai, almeno quello. Ciao, sono un navigatore di Google Maps e sono fatto apposta per farti pentire di aver preso un camper e di fare ste robe. Porca troia. Adesso di qua e su dopo voglio andare a vedere, va. Allora io dovrei girare di qua, Paltanation, però qua mica neanche tanto, e dopo a sinistra. Andiamo a vedere com'è la situazione. Dai! Cosa lo spazza nel pieno? Perché qua si uscirebbe, no? Dopo. Ma no, dai, mi porti nei campi, tua mamma brutta prostituta. Niente, da ritornare indietro. Da ritornare indietro, guarda dove mi porti. Cazzo di Google. Google Maps, guarda che roba, io devo passarci col camper, ma figurati. Tira via di quelle mega sgommattate e resta impaltanato là. Allora, dentro di muso, di là, un po' di culo di qua e ci giriamo. Va bene, dai. E via all'avventura di nuovo, ecco qua. Da qua forse è meglio, no, come prima che ce la si fa, dai. Seconda così fisso sui giri. Vai camper, vai, grande, off-road, ce l'ha fatta, non si è impaltanato, buono, asciugati le pepe, bravo, anche qui, vai, vai, questa è corta, mi hai visto, cazzo, bellissimo, cazzo, ogni volta stai robe qua, ciao uccellini. Sto provando intanto a ritagliare questo, che è un po' troppo grande, perché dentro qua l'armadio che volevo metterlo sotto è 38 cm x 46 e questo altro che 46 mi arriva a 60, cioè dovrei tagliare, non lo so, intanto lo ritaglio così, poi vediamo dove posso applicarlo. Stadan, sì, ma allora guarda, che vedi qua, guarda come larghezza ci siamo, vedi? Però mi si taglia qua, allora o taglio un po' così e mi dispiace, un po' sopra, un po' sotto, vabbè, mi tocca. Va bene, dai, ma una volta dentro dopo ci può anche stare, ecco, potevo tagliarlo anche un po' meno. Io direi adesso di andare con la Vinavil, mi dicevano per ste robe, vediamo se è vero. Io ne ho 2 barattoli fatti a caso, vediamo come si comporta sta famosa Vinavil. Yeah! Sono relativamente contento. Sta venendo bene, dai, guarda. Allora, qua sotto ho messo il poster, adesso ci sono ancora i post-it e lo scotch perché lo tengono pressato che si asciuga. Intanto ho messo questo, un ritaglio di avanzo che avevo di celeste, se no mi faceva brutto. Dopo vedrò qua di appiccicarci sopra qualche altra foto, qualcosa, idem qua, o adesivi. This is Armeron. E vabbè, qualche cazzatina più che altro per tenere i bordi, hai capito? Quindi ho fatto questo colladimo, dopo viene tipo collage un po' alla volta. Il cesso, anche il cesso si sta ancora asciugando, qua colato, pulire subito, pulire. Ecco qua. Ora, bene, e anche qui vedi si sta asciugando e dopo gli darò qualche altro piccolo ritocco, insomma. Un tocco a volta, vedi, un tocchetto a volta qua, stiamo rifacendo tutto nuovo, tutto figo. Te l'avevo fatto vedere la mia area di touch, no? Sì? Guarda.
e ho messo quel porta PC che è fantastico, e metto il masterizzatore, per adesso c'è il tablet che era il mio navigatore. Adesso è un po' fuori uso perché che gli ho sminchiato la ROM e quindi devo ricaricare la batteria e provare a entrare nella sua centralina, diciamo sarebbe la modalità recovery, installare una ROM originale, dopo quella tarocca sopra. E quindi adesso come navigatore uso il telefonino, per carità, da quello si vede meglio, vuoi mettere di sera col porta tablet, tutta un'altra roba. Vabbè dai, faccio dopo. Ok, pranzato e tutto, andiamo, vero cane, andiamo, guarda che spazzuria, guarda le scarpe, macello, vieni qua con i calzetti, op! Ho anche finito i giga perché ho caricato 2 video nel canale, sì, potevo attaccarli col wifi, ma vabbè. Qua ci sta, fammi vedere, e ci sta anche il stabilizzatore là. Adesso le scarpe da lavarle in qualche modo, fammi capire. Tipo un distributore dove hanno l'acqua, mi lavo le scarpe e poi me ne metto un altro paio di ricambio, perché tanto è solo la suola, la parte esterna che è anche impermeabile, vero Emi? Facciamo così, no? Hanno smerdato tutto qua noi. Allora, gas spento, di là tutto a posto, inverter acceso perché sto caricando il surface, il Scarface come lo chiamano gli amici, e adesso possiamo andare noi. Minchia, mi hai scorreggiato, senti che roba, mi ha lasciato la porta aperta dietro, adesso non so neanche più come uscire da qua. Aspetta che ho le scarpe tutte smerdate, vediamo di far così, eccola, a posto, macello cazzo, e vabbè dai. Guarda, per me, per il mio modo di usarlo, cioè nel senso per come gestisco io i preferiti, che mi salvo i punti, per lo zoom, per le mappe offline e tutto quanto, il miglior navigatore in assoluto, ripeto, per me, cioè per me nel senso non secondo me il migliore è, ma secondo me il migliore per me è, cioè che devo utilizzare io, è il Maps.me. L'unico enorme, veramente enorme difetto, lo ripeto, non ti permette di evitare le autostrade, e io non voglio fare autostrade, ce l'ho fatta una volta sola perché ero con gente, ma no, niente autostrade, cioè mi perdo tutto il senso del viaggio. No vabbè, non ci credo, siamo tornati nel sottopasso di prima, quello allagato, e vabbè si sarà anche asciugato, vedo che le macchine stanno passando, quindi vuol dire che si è asciugato. Adesso andiamo, capito Emi? Andiamo in terza, e si è asciugato completamente, e ho preso paura per niente, bon, perfetto, devono averlo svuotato, deve essere successo qualcosa, prima era tutto veramente completamente allagato, una roba incredibile. È passato uno in moto col GSX, con Suzuki numero 1, cazzo, mamma che bello con la pioggia, mi piace da morire, stupendo. Cioè, mi piace da morire quando sai che sei dentro una cosa comunque sicura e riparata, no? Perché io le mie esperienze, le prime esperienze automobilistiche, diciamo, ce le ho avute con la 500 d'epoca del 69 che ho smontato e rifatto da zero, però all'inizio mi entrava acqua, no? Mi entrava acqua da una pizzicatura della guarnizione del vetro davanti. E idem poi una Mini Cooper d'epoca, no? E quella avevo il laghetto per terra. Mamma mia. Allora adesso col camper, anche quando avevo la Smart che c'era le guarnizioni buone, non entrava acqua, era tutto asciutto, a me il temporale piace, mi piace veramente, cioè guidare col temporale comunque con la pioggia è bellissimo. Poi anche i tergicristalli che funzionano, quelli della 500 poreta andavano via al rallentatore, ogni tanto si incastrava il motorino, allora o andava il braczetto fuori sede, allora dovevi fermarti a un distributore, dargli 2 pacchette o riagganciargli il bracetto e via. Che esperienze con quella 500, porca miseria. Per quello forse mi accontento tanto di sto camper qua, no? Cioè perché il mio passato non è stato solo macchine e moto normali, diciamo, no, ho avuto anche sta 500 Abarth del 69, stupenda, e sta Mini Cooper un po' preparata anche quella, ma presa malino. Poi beh, la 500 l'ho venduta perché che lampo, l'ho venduta perché io abito praticamente in palude, no? E stava iniziando a far ruggine, nonostante l'avessi rifatta da zero, smontata completamente, grattata a ferro, rifatto tutto,
a lasciarla ferma lì la rovinavi, dovevi riprenderla in mano. Allora ho dovuto venderla, l'ho venduta a un vecchietto in pensione siciliano, che così lui è felice, sono felice anch'io, ho preso i miei 5.000 euro, vabbè non so niente per una 500, però vabbè, purtroppo hanno rovinato il mercato delle 500, chi le vende a prezzi irrisori. Poi mi fermo a sto distributore. E la Mini invece è successo che la prima volta, cioè è successo che volevo cambiare il battitacco, no? Che è una specie di bordo tra virgolette in gomma piuma, diciamo, no? E ho detto vabbè, lo tolgo, tanto cosa vuoi che costi? Quello della 500 costava tipo 15 euro, ho detto vabbè, costerà anche 40. I megoglioni 240 euro. Quando ho letto il prezzo di quel pezzo lì ho venduto subito la macchina, anche perché mamma mia, perché la 500 è molto semplice come manutenzione, no? Anche chi non ci capisce un cazzo può andare e metterci le mani. Guarda che c'è la rubinetto. Sì, faccio un salto, gli do una lavata alle scarpe e torno.